5, 4, 3, 2, 1, via! Sono veramente contentissimo, non credo a quello che ho fatto e guarda, è stata una gara veramente magnifica. Le sensazioni a volte erano buone, a volte un po' meno, però la squadra ha fatto un ottimo lavoro, davvero devo ringraziare tutti quanti. Poi alla fine, l'ultima volta che abbiamo fatto cadere il poggio, sono partito da tutta, ho ripreso il fuggitivo che era davanti e sull'ultima salita sono andato via dritto e ce l'ho fatta ad arrivare. Tutti i vincitori, quasi tutti insomma, o quelli che fanno la corsa, li vediamo che passano al professionismo con ottimi risultati. Tant'è vero che anche l'altro giorno Valerio Conti ha portato la maglia per 6 giorni, ha vinto qui nel 2009 mi sembra. E Polak è arrivato secondo nel 2010 e ha portato la maglia anche lui per un paio di giorni. Questa comunque è una gara, essendo una gara internazionale, qui abbiamo i big, abbiamo poi soprattutto quei big che poi fra qualche anno li troveremo anche nei circuiti internazionali e nei tour e questo per noi è un grande onore. Poi tra l'altro in uno scenario così straordinario io ho avuto col Presidente oggi la possibilità di poter vedere in qualche luogo la giornata fantastica, uno scenario bellissimo, io penso che anche chi ha girato ha avuto la possibilità veramente di divertirsi. Guardate, un evento così senza il volontariato non si va da nessuna parte, noi qui possiamo solamente ringraziare tutti i gruppi alpini locali, che non c'è dubbio, senza di loro non si va da nessuna parte, le forze dell'ordine, perché comunque nel circuito ci sono quasi 200 volontari, quindi il plauso per noi va anche a loro.